Prova? Ok. Buonasera a tutti e buonasera. E vi ringrazio per la vostra presenza, soprattutto il Signore so che è contento che voi siate qua questa sera. Vi chiedo di alzarvi in piedi e preghiamo insieme per iniziare il nostro culto. Signore, ti ringrazio per l'opportunità che ci dai di essere qua questa sera. Signore, ti ringrazio per la tua presenza e ti ringrazio nuovamente perché so che vuoi fare grandi cose nei nostri cuori questa sera, Signore. So che stai preparando un cammino, stai preparando una storia per noi, Signore, firmata col tuo nome, Signore, col nome di Gesù Cristo. E, Signore, che noi in questo momento possiamo arrenderci a te, che in questo momento possiamo sentire la tua lode con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima, con tutto il nostro spirito, Signore. Che la tua lode, le tue parole possano raggiungere i nostri cuori, che possiamo uscire da questa sala trasformati, che possiamo uscire da questa sala come persone nuove, Signore. E che possiamo lasciare da parte tutto ciò che ci allontana da te, che possiamo lasciare da parte tutto ciò che ci impedisce di adorarti e di lodarti in libertà, Signore. Che possiamo lasciare da parte tutto ciò che ci impedisce di ascoltare la tua parola e che possiamo davvero aprire i nostri cuori a te, che possiamo lasciare che tu entri nelle nostre vite e faccia tutti i cambiamenti di cui abbiamo bisogno, Signore, per poter diventare sempre più simili a Gesù Cristo, Signore. Ti ringrazio per questa meravigliosa opportunità che è quella di essere qua questa sera alla tua presenza e in compagnia di tutti i nostri fratelli e di tutte le nostre sorelle, Signore. Ti ringrazio di tutto, ti ringrazio perché so che questo culto sarà una benedizione, Padre. Nel nome santo di Gesù. Amen. So
Siamo tutti vivi qua oggi? Tolgo le cuffie perché non vi sento. Siete tutti vivi qua oggi? Ah, bello, va bene, va bene. A volte questo ci dà un po' fastidio perché fa piacere lodare insieme alla Chiesa, ma siamo insieme qua, amen? Il più importante è che siamo insieme a quello che non ci abbandona mai, e quello che è più prezioso, quello che ci ha dato la vita e che ci ha dato l'opportunità di essere qua, e Lui è la nostra parte migliore. Va, Nicole. Prezioso Gesù, eccomi ai piedi tuoi. Cosa potrei mai offrirti per tutto ciò che sei? Tutto ciò che io lo porto ai piedi tuoi. Non importa quanto è costato, Gesù, il tuo valore è maggiore. Io ho trovato il mio tesoro, io ho trovato il dono più prezioso, io ho trovato il mio tesoro, io ho trovato il dono più prezioso. Prezioso Gesù, amo il suono della tua voce, le tue parole sono più preziose del più dolce miele. Tutto ciò che io lo verso ai piedi tuoi. Non importa quanto è
Amém. Grazie e pace, amém. Glória a Dio, alleluia. Grazie per l'invito. E certo che questi inviti così di predicare la parola non è che ricevo con tanto entusiasmo, anche perché non è una posizione qui molto facile da ok? Predicare la parola di Dio soprattutto nei giorni di oggi, è una responsabilità molto grande. E la mia preghiera stasera è che la parola di Dio possa toccare il tuo cuore. E tutto ciò che non riuscirei a ministrare, che lo Spirito Santo possa ministrare nella tua vita, nella tua anima, e che tu possa uscire da qua oggi diversamente da quanto è entrato, ok? Perché ogni volta che ci raduniamo nella presenza del Signore per lodare, per cercare la sua presenza, qualcosa Dio ministra, qualcosa Dio cambia, non restiamo gli stessi. Ma è necessario anche un sforzo dalla nostra parte, amen? E la risposta che dobbiamo dare a Dio è una risposta positiva, prende il nostro cuore, la nostra mente, lasciando stare ogni pensiero periferico. Non lo so cosa tu stai pensando in questo momento, ma la migliore cosa che possiamo fare è come Maria, no? Di scegliere la parte migliore. Amen? Che Dio possa guidare la nostra vita stasera. Allora, il testo che mi è stato dato, mi è arrivato il messaggio così, no? Questo sabato questo mese, mi sa, stiamo studiando la lettera di Giacomo, è giusto? Sì, alleluia. Quindi apri la tua Bibbia, allora, Giacomo capitolo 1, dal versetto 19 al 21. Alleluia. Giacomo, capitolo 1, dal 19 al 21, dice così: sappiate questo, fratelli miei, carissimi, che ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. Perciò, deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre. Padre Santo che sei nei cieli, sia con noi ancora una volta stasera e aiutaci, Signore, a capire i segreti della tua parola per la crescita della nostra vita in te come cristiani, come servi tuoi, Signore. Sia con noi, parla nel nostro cuore, come sempre tu hai parlato e come sempre tu hai manifestato, Signore. Per questo siamo qui stasera. Lodato sia il tuo nome, Signore. Amen. Qual è la volontà di Dio per la nostra vita? Ti sei mai domandato così o domandata qual è la volontà di Dio per la mia vita? Qui abbiamo delle persone che hanno delle strade già un po' lunghe di cristianità, altri stanno iniziando adesso
E non lo so se c'è qualcuno qua che non ha iniziato ancora questa camminata, ma tu ti sei già domandato o domandata così: qual è davvero la volontà di Dio per la mia vita? Per la tua vita? Tu sai qual è la volontà di Dio per la tua vita? Interessante che sono nato in una famiglia cristiana, tutta la mia vita dentro di chiesa, facendo tutto questo che voi state facendo. Però sempre ho ascoltato che la volontà di Dio è che io sia un adoratore. Sempre ho ascoltato così. Quando si faceva questa domanda, la risposta era sempre questa, che Dio vuole che siamo un adoratore, che siamo lì nella sua presenza. Però cantare delle canzoni qua è facile. Soprattutto cantare delle canzoni a Dio, di lode a Dio, quando tutto va bene è molto facile. Ok? Ma será che è davvero questa la volontà di Dio? Che io sia un adoratore? Perché nella mia vita, di tutto ciò che ho già visto in chiesa, fuori di chiesa, le varie realtà, le varie situazioni che ho già visto i cristiani affrontare, le persone che si sono avvicinate a Cristo affrontare, io ho capito una cosa, che in realtà la volontà di Dio è che io sia un discepolo. La volontà di Dio per la mia vita, per la nostra vita, che ognuno di noi sia un discepolo. E che cos'è un discepolo? Discepolo è una condizione di essere. È cercare di essere uguale al suo maestro. Cioè vai oltre di studiare e cercare di applicare una lista di attributi individuali. Perché la parola discepolo viene da disciplina, e disciplina è mettere in pratica tutto ciò che ho studiato. Quindi essere un discepolo di Cristo vuol dire diventare come Cristo. Dice così al tuo fratello a fianco, sapete che tu sei un piccolo Cristo? Non lo so come le donne diranno, no? Ma avete capito, no? Dice così alla persona a fianco, sapete che tu sei un piccolo Cristo nella terra? Alleluia. Diventarsi come Cristo è il risultato di compromessi che assumiamo nella nostra conversione, o quando decidiamo di camminare la strada di questo discepolato. Infatti, Paolo, scrivendo ai Romani, capitolo 12, versetto 2, noi conosciamo questo testo che è un classico biblico, soprattutto per le riunioni di giovani. Paolo dice così: non conformate a questo mondo, ma siate cosa? Mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Amém. La buona, gradita e perfetta volontà. E Giacomo, capitolo 1, il testo che abbiamo letto, in realtà la lettera di Giacomo, apparentemente indirizzata a dei giudei che sono stati convertiti al cristianesimo, essa intende di evidenziare che una vera fede deve manifestarsi con azioni concrete. La vera fede deve manifestarsi
con delle azioni concrete. E cosa imparo con questo? Che la vita cristiana non è soltanto una questione di credenza e convinzione, essa include anche condotta e carattere. E che cos'è carattere? Carattere è ciò che sono quando nessuno mi vede. Carattere è ciò che sono quando non ci sono le luci puntate su di me. Quando i miei genitori non mi stanno vedendo. Quando i miei leadership non mi stanno vedendo. Quando i pastori non mi stanno vedendo. È lì che sono io. È quando chiuderà le porte, spegneremo la luce qui, la musica finirà. E quando torneremo a casa, lì, che proverò veramente che sono io. È in mezzo alla mia famiglia. È in mezzo ai miei amici. È in mezzo ai vicini di casa. È lì che faremo vedere chi siamo davvero. Quindi la vita cristiana non è soltanto una questione di credenza e convinzione, essa include anche in condotta e carattere. Il nostro carattere è formato dalle abitudini che sviluppiamo. Più faccio quell'azione, più faccio quella cosa, più diventerò quello che veramente sto facendo. E l'interessante qui è che non servirà nulla le scuse, le giustificazioni. Io sarò davvero quello che faccio. Ed è per questo che siamo qui ancora una volta oggi. Non è già abbastanza venire gli altri sabati, deve venire anche oggi? Sì, deve venire. Deve venire perché è qui che Dio ci sta preparando. È qui che stiamo sviluppando il nostro carattere per mettere in pratica dove Dio ci manderà. Ed è per questo che ognuno di noi dobbiamo approfittare molto bene il tempo che passiamo qui. Per imparare bene. Perché se no sarà soltanto un'altra riunione. E tornerò a casa uguale come sono venuto. Io non devo tornare a casa diversamente da ciò che sono entrato. Io devo tornare a casa un figlio migliore, una figlia migliore. Io devo tornare a casa un uomo migliore, una donna migliore. Io devo tornare a casa una famiglia migliore. Perché noi stiamo ricevendo qui un pane venuto dal cielo per l'edificazione della nostra vita, per l'alimentazione della nostra anima. E questo non è poca roba. Mi dica dov'è là fuori che tu trovi una parola di edificazione per la tua vita, se non qui. Mi dica se veramente vale la pena sfruttare il benessere là di fuori, perché a volte quando entriamo qui, mi dica se sto dicendo stupidaggine o no, a volte il Signore tocca i nostri cuori di una maniera che non aspettavamo mai, sì o no? Alleluia. Quindi il nostro carattere è formato dalle abitudini che sviluppiamo. Pertanto, se la tua fede non ha cambiato il tuo stile di vita, essa non vale nulla. Dice così alla persona a fianco, deve cambiare. Dice così, non è facoltativo. Deve cambiare. Alleluia.
avevi mai sentito quell'espressione così, quella persona così che diceva così: ah pastore, io mi sono convertito ma il mio braccio no. Hai mai sentito questa testimonianza? Ah pastore, mi sono convertito ma la mia lingua no, ho ancora difficoltà, sai com'è? Ah pastore, io mi sono convertito ma sai che la mia mente è troppo fertile. Ai ai ai. Se la nostra fede non cambia il nostro stile di vita, non vale di nulla. Perché Cristo non ci sta chiamando per essere un simpatizzante. Cristo non ci chiama per essere un seguace. Cristo ci chiama perché noi diventiamo la somiglianza sua in questo mondo. E questo mondo ha bisogno di piccoli Cristi. È così che dico? Posso dire? Oh, amém. Nel mondo. In 2016 io non ero un membro ancora di questa chiesa, ma ho partecipato di un congresso per leadership a Portogallo, molti qua mi sa che ricordano. E io ho accompagnato come batterista, no, il gruppo Rory in quell'epoca. E una delle mensaggi che abbiamo sentito lì ha toccato molto profondamente la mia vita, perché uno dei pastori che stava ministrando lì parlava proprio della vita pastorale, proprio dalla vita ministeriale, e lui ha detto la seguente frase, finendo il suo discorso, il suo tempo. Lui ha detto così: lo so che ognuno di noi abbiamo delle limitazioni. Lo so che ognuno di noi abbiamo delle questioni ancora da risolvere. Lo so che ognuno di noi non siamo ancora in grado di essere al 100% nella presenza del Signore. Ma una cosa devo dirti, che le persone là fuori e ogni credente vogliono vedere in noi lo specchio di Cristo. E lui ha fatto la domanda: allora cosa tu farai della tua vita? Ed è per questo che noi dobbiamo approfittare ogni situazione, perché ogni cosa che Cristo ci insegna c'è un proposito. Ogni cosa che sta scritto qui, se è scritto qui, perché c'è un proposito, un'implicazione seria per la mia vita e per la tua vita. Se è scritto qui, è perché Dio vuole fare delle meraviglie nella nostra vita. Se è scritto qui, è perché Cristo vuole darci una nuova speranza, un nuovo stile di vita. E l'interessante è che Paolo credeva anche nella connessione tra credenza e attitudine. In Efesini capitolo 5, il versetto 8 e 9, lui dice così agli Efesini: perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli di luce, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Paolo era molto tranquillo nelle sue parole, era molto light nelle sue parole, vero? Cioè, chi ero io prima? Io non posso vivere adesso uguale prima. Io non posso continuare la mia vita come se non avesse successo nulla. È tutto uguale.
Eu não posso continuar a viver a minha vida, já que Cristo mi ha liberato, já che Cristo ha fatto un sacrificio, abbiamo visto questo nella domenica scorsa, já che Cristo ha fatto il più grande sacrificio e ha registrato l'atto più grande della storia, perché io devo ancora stare a pensare nella mia vita vecchia? Io devo fare con che tutti questi benefici che Cristo ci ha dato, io devo fare con che questo sacrificio fruttifichi nella mia vita o attraverso la mia vita, perché la gente là fuori ha bisogno di che portiamo questa speranza che loro non hanno. Quindi in nome di Gesù Cristo, se tu sei qui oggi, beato sei tu, beata sei tu, perché Cristo vuole che io e te facciamo qualcosa di straordinario. Alleluia, non siamo qui per acaso. Ma non solo Paolo credeva nella connessione tra credenza e attitudine, ma anche Gesù. In Matteo capitolo 7, il versetto 18 e 19, sapete cosa Gesù ha detto? Un albero buono non può fare frutti cattivi, né un albero cattivo fare frutti buoni. Cioè, io devo cambiare. Ed è per questo che Giacomo ha scritto queste parole, perché quello che la parola di Cristo vuole fare nella nostra vita è un'azione nuova per conquistare coloro che sono nelle tenebre. Ed è per questo che io devo allenare la mia vita qui. Ed è per questo che devo allenare la mia vita tramite la parola. Ed è per questo che io devo allenare la mia vita in modo che io non sia uguale alla vita vecchia, ma che io sia la nuova vita che Cristo mi ha dato. Perché c'è un proposito specifico. Quando Giacomo dice così che ogni uomo nel senso generale, essere umano, abbia attenzione di ciò che parli, abbia attenzione di ciò che fai, abbia attenzione nella sua condotta, è perché lui sta dicendo così a noi. Stai attento perché non roviniamo il progetto che Cristo ha per la gente in questa terra. Perché attraverso di noi che loro conosceranno questo Cristo. Quindi se siamo qui oggi è perché esiste una chiamata specifica per la mia vita e per la tua vita. Sembra di no, ma è per noi. Sembra che non è per me, ma è per me. Dici così alla persona a fianco. Sembra di no, ma è per te. È per te. Alleluia. Esiste un proposito specifico per la mia vita e per la tua vita. Quindi facciamo valere la pena l'investimento che Cristo ha fatto nella nostra vita. Facciamo valere la pena l'investimento che Cristo sta facendo con questo gruppo di giovani in questa località. Facciamo valere la pena
l'investimento che il nostro Cristo sta facendo nella nostra famiglia. Facciamo valere la pena. Perché non possiamo uscire di quella porta della stessa maniera che abbiamo entrato. Dobbiamo badare bene la nostra vita. Dobbiamo portare la nostra integrità ai piedi della croce, perché essa possa essere blindata da ogni pensiero maligno, da ogni attitudine di questo mondo, da ogni intrattenimento di questo mondo, perché Cristo adesso abita dentro di noi. E scusatemi scusatemi dirti questo, ma essere cristiano non è una passeggiata. Essere cristiano non è una passeggiata, ma sappi di una cosa, ma c'è vittoria. Lo so che non è una passeggiata, non è facile, ma c'è una corona di vittoria aspettando ognuno di noi. Non è una passeggiata, ma c'è una casa celeste che aspetta ognuno di noi. Non è una passeggiata, ma c'è la protezione del Signore. Non è una passeggiata, ma c'è la benedizione del Signore. Non è una passeggiata, ma c'è la mano del Signore sopra di noi. Alleluia. Non siamo qui per acaso. Non siamo qui per acaso. Alleluia. Quindi la vita cristiana non è soltanto una questione di credenze e convinzioni, ma essa include condotta e carattere. Che lo Spirito Santo possa continuare a ministrare nei nostri cuori. Che lo Spirito Santo possa, durante questa settimana che si inizierà, possa continuare a lavorare. Perché non lo so se tu lo sai di questo, ma ognuno di noi siamo un cantiere di Dio. Stiamo in lavorazione, amém? Quindi permetta che lo Spirito Santo di Dio lavori nella tua vita e tu vedrai i tesori del cielo sopra la tua casa. Alziamoci in piedi in questo momento. Magari tu stia dicendo così. Cosa fai questo pastore che è venuto là da Belluna a dire queste parole nel nostro cuore? Alleluia. Perché lo Spirito Santo ti ministra così? Perché non abbiamo tempo. Non abbiamo tempo. Viviamo in una generazione in cui ogni giorno che passa sembra che vogliono allontanarsi ancora di più da tutto ciò che è eterno. Anzi, per la carne, tutto ciò che è eterno è un passatempo. Per la carne, tutto ciò che è eterno è inutile. Sapete perché? Perché in questo momento la nostra carne sta gridando, dicendo: cosa sto facendo qui? È perché quello che tu stai facendo qui è un investimento eterno. Ma perché devo donare la mia vita? È perché questo è un investimento eterno e la carne non vuole questo. Perché devo investire in quello gruppo di giovani? Perché è un investimento eterno e la carne non vuole questo. Perché devo santificare la mia vita? Perché è un investimento eterno e la carne non vuole questo. Perché devo badare come cammino, come parlo,
come agisco, perché questo è un investimento eterno e la carne non vuole questo. Che lo Spirito Santo possa continuare a parlare nel nostro cuore. Alleluia. Dì a mano il tuo fratello in questo momento, sorella a fianco. Dì la mano in questo momento. Mentre farò questa preghiera, tu farai 2. Io faccio una, tu farai 2. Tu farai una per te e una per il tuo fratello e sorella a fianco, ok? Alleluia. Padre Santo, grazie Signore per questo momento, Signore. Grazie Signore per questa porta aperta. Padre, grazie Signore perché oggi possiamo, Signore, stare qui, Signore, adorare il tuo nome e ricevere, Signore, ancora una porzione della tua parola. Padre, vogliamo dichiarare in questo momento, Signore, che abbiamo trovato il tesoro più grande e noi vogliamo afferrare questo tesoro con tutta la forza della nostra vita. Alleluia. Signore, in nome di Gesù Cristo, aiuta ognuno di noi, Signore, in nome di Gesù, a vincere, Signore, ogni battaglia di questa vita, a vincere ogni battaglia carnale, Signore. Vogliamo vivere, Signore, le promesse della tua parola, Signore. Padre, non vogliamo, Signore, essere un altro in più, ma vogliamo essere, Signore, quello strumento che tu userai in questa terra per manifestazione della potenza della tua gloria. Signore, noi cantiamo e dichiariamo, Signore, che tu sei il nostro dono più prezioso, Signore. Non vogliamo altro che te. Signore, noi dichiariamo questo, Signore, nel tuo altare, che noi abbiamo trovato. E grazie, Signore, perché un'altra volta il Signore ci ministra. Nonostante le nostre limitazioni, Signore, il Signore ancora affida in ognuno di noi. Il Signore crede ancora in ognuno di noi, Signore. Nonostante, Signore, le nostre limitazioni. Grazie, Signore. Vogliamo uscire da qui, Signore, oggi, con i nostri cuori pieni, Signore. Noi vogliamo uscire da qui oggi, Signore, con la convinzione, Signore, che tu hai cambiato la nostra vita, hai cambiato il nostro modo di essere, il nostro modo di parlare. Vogliamo riflettere, Signore, il brillo della tua gloria. Vogliamo riflettere, Signore, l'immagine di Cristo su questa terra. Alleluia, Signore. Ho trovato il dono più prezioso. Io ho trovato il mio tesoro. Io ho trovato il dono più prezioso. Benedica in nome di Gesù. Dio ti benedica in nome di Gesù. Dio benedica la tua famiglia. Che Dio benedica i tuoi progetti. Che Dio benedica lì nella tua scuola. Che Dio ti benedica lì nell'università. Che Dio ti benedica lì nel tuo lavoro. Che Dio ti benedica lì nelle promesse che Dio ha preparato per te. Alleluia.
prezioso Gesù, eccomi ai piedi tuoi. Cosa potrei mai offrirti per tutto ciò che sei? Tutto ciò che io ho, lo verso ai piedi tuoi. Non importa quanto è costato, Gesù, il tuo valore è maggiore. Io ho trovato il mio tesoro, io ho trovato il dono più prezioso. Io ho trovato il mio tesoro, io ho trovato il dono più prezioso. Prezioso Gesù, amo il suono della tua voce, le tue parole sono più preziose del più dolce miele. Tutto ciò che io ho,
Gloria a Dio per questo culto, per il messaggio che ci ha dato questa sera. Ok, momento di avvisi. Allora, il 1° maggio, che è mercoledì o giovedì prossimo. Sì, ok. Il 1° maggio avremo questo evento aperto a tutti i membri della Chiesa. Se volete partecipare, l'inizio alle 10, ci saranno 2 momenti di lode e di comunione. È importante dare conferma, mi sembra che il costo sia 25 a famiglia, 25 euro a famiglia. E poi dal 30 maggio al 2 giugno avremo il nostro campeggio giovani. Il tema sarà Cristo senza compromessi e sarà a Barcis, in provincia di Pordenone. Il costo è diminuito un pochino, quindi sono 120 euro a testa ed è possibile pagare in 2 rate, una rata al momento dell'iscrizione e l'altra entro il 20 maggio. Per le iscrizioni parlate a Gabri. Ok, passiamo ai nostri piccoli gruppi. Con i preadolescenti ci sarà Victoria, se puoi alzare la mano, ok? Ecco, chiunque sia dagli 11 ai 13 anni, seguite Victoria. E per gli adolescenti, ovvero tutti quelli nella fascia etaria dai 14 ai 18, con le ragazze ci sono io, con i ragazzi c'è Gabri, e con le giovani ragazze dai 19 in su, quindi ci sarà Monichi, ok? E con i giovani dai 19 in su ci sarà Miguel, che è là. Ok, a posto, ritorno la parola alla lode. Alziamoci in piedi. Se avete gambe. Go!